C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con C'entro Anch'io. Prima di divertirci con il proverbio di oggi, vi raccontiamo un'iscrizione antica rinvenuta nel santuario di età repubblicana ed ora conservata nel nostro parco archeologico. Il reperto proviene dal Parco archeologico di Brescia Romana ed è esposto nella quarta cella del Santuario Repubblicano, recentemente aperto al pubblico. Risulta importante per l'accuratezza della grafia, lo stato di conservazione della rubricatura, il materiale utilizzato, una pietra di Vicenza, ma soprattutto per l'onomastica dei due personaggi e la menzione dell'opus albariorum, tecnica che Vitruvio considerava utile per la preparazione a regola d'arte dello stucco e la stesura sulle superfici di pareti e volte. Di nuovo qui, amiche e amici, anche oggi siamo alla Cremeria Italia in via Ponte Crotte 23B a Brescia e tra pochissimo entriamo a chiedere questo proverbio: els compartì parets o i parents no le pa per decidents. Lo scomparto dei parenti non è per tutti i parenti, nel senso che non tutti si adattano alla parentela. No? Lei è una parentela ampia, larga? È una parentela alta, unita, dove comunque è un valore che per la nostra famiglia è importante. Oh, bravo! Le unioni familiari sono sempre molto importanti per noi. Bravo, sono belle parole queste. Poi lei è pure sportivo, ciclista, ma lei sta partendo o sta arrivando? Dai. Oh, stiamo partendo perché adesso ci stiamo scaldando un po' con un caffettino per poi avere un po' di energia per partire e andare a fare qualche salita. E quanti chilometri, quante salite farete? No, 2 o 3 ore di giro, solo gli ultimi giri questi, per noi forse è l'ultima uscita in salita, poi ci rintaniamo in casa. Poi divano. Sì, divani. Boh, allora, lei è il signor? Antonio. Antonio. Beh, Antonio non mi pare proprio bresciano lei. No, pugliese. Ah, pugliese. Foggia. Di Foggia. Di Foggia. Foggia. Ma Foggia. No, San Giovanni Rotondo. E San Giovanni Rotondo, quindi porta l'effigie di Padre Pio negli occhi. Certo. Senti Antonio, col dialetto come facciamo? Mettiamo. Niente, zero, una parolina in dialetto? Ma no, Da quanti anni stai a Brescia? da poco. Quanto? 44 anni. Almeno un pota potresti dircela. Pota. L'ha detto pure. E scompartì parents, non le pa per decidenze, ovvero? Ovvero non lo so. Dai, 3 parole l'hai capite, Antonio. Pane parenti, ho capito. C'è a metà strada, eh. Qual è il nesso tra il pane e i parenti? Serpenti. Parence, l'ho capito. O Parigi, perché dipende poi. Non è pane per tutti i denti. Non lo parla ma l'ha capito. Quello l'ho capito, sì. Ok, fino a qua ci sono. Siete in tanti, ha tanti parenti lei, signora Luisa? No, pochi. Va d'accordo. Siamo tutti d'accordo, sì. El scompartì parents non le pa per decidents. Attenzione, dividere i parenti che litigano non è pane per tutti. Non tutti riescono a entrare nelle questioni di famiglia e porre rimedio alle cose che non funzionano. Sono sempre campi e terreni abbastanza delicati. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima.